ultimi 90 minuti sono stati un segnale fortemente incoraggiante. È stata una vittoria importante, sofferta. Mancavano 7 giocatori, si sono aggiunti altri 2. Siamo in grandissima emergenza, lo sappiamo. Sicuramente domani sarà molto difficile perché giochiamo con una squadra atipica, squadra spagnola, ma una squadra che gioca in verticale, una squadra che sa quello che deve fare, una squadra che ti viene addosso, è molto difficile da affrontare. Noi siamo in emergenza, però non siamo venuti qua in vacanza sicuramente, abbiamo speso tanto 3 giorni fa, c'è da spendere tanto anche domani e bisogna farsi trovare pronti, però sappiamo che sarà difficile, ma nessun alibi, guardiamo avanti. Cosa vuole vedere domani sera, considerata l'emergenza, considerando il fatto che molti giocatori non avrà a disposizione? Cos'è che si aspetta dalla sua squadra? Mi aspetto quel poco che abbiamo preparato e non sottovalutare l'avversario, ma sicuramente non lo faremo, perché per le caratteristiche che hanno, se lo sottovaluti si alimentano. È una squadra che si alimenta, è una squadra che come ti vede in difficoltà ti viene addosso ed è per questo non dobbiamo dare coraggio e riuscire a giocare un calcio per metterli in difficoltà. Come sta lei, Gattuso? Va bene, sta sereno, è tranquillo, è convinto di poter ottenere qualcosa di importante con questa squadra, perché l'impressione è che sia tornata a una serenità che probabilmente ha condizionato anche il suo lavoro negli ultimi mesi. Non si può essere sereni quando ti mancano 10 giocatori, abbiamo a disposizione 12 giocatori, abbiamo solo 2 cambi, con 2 centrocampisti e basta, non si può essere sereni, è normale che bisogna essere positivi e riuscire a trasmettere ai pochi giocatori che abbiamo in questo momento grande tranquillità e dopo recuperare qualche giocatore più fretta possibile, perché è impensabile, perché io già avevo evidenziato 2 settimane fa che era impossibile tenere questi ritmi, non ci si allena più. Penso che noi alla Juventus in Italia siamo la squadra in questo momento che ha giocato più partite e non ha avuto una settimana di riposo e di poter lavorare a livello aerobico e l'abbiamo pagato. Se non sbaglio in Italia nell'anno solare siamo la squadra che ha avuto meno infortuni a livello muscolare e capisci che non è un caso tutto quello che ci sta succedendo, però è inutile stare là, bisogna guardare avanti e riuscire a recuperare il più fretta possibile i giocatori importanti. Prima di lasciare una domanda allo studio le chiedo se l'Europa League è un obiettivo concreto del club, se l'obiettivo del club economicamente penso che è l'obiettivo che mi ha sempre detto dal primo giorno che abbiamo cominciato la stagione, è la Champions League. Dopo in Europa sapete meglio di me, ci sono troppe variabili, bisogna avere un pizzico di fortuna, vedere che tipi di partite, come le affronti le partite, con quali giocatori le affronti, e capisci che la priorità oggi del club sicuramente è il ritorno in Champions League. Studio. Paolo Condò. Sì, Rino, è tutto vero, naturalmente tu sai perfettamente che anche vincendo l'Europa League ci sarebbe un posto per la prossima Champions. Per farvi coraggio, non ne avete bisogno ma mi fa piacere aggiungere questo elemento, ecco, dopo un lungo periodo nel quale le squadre spagnole ci hanno dominato in Europa, che è culminato anche in agosto col fatto che il Siviglia ha eliminato dall'Europa League prima la Roma e poi ha vinto la finale contro l'Inter, siete stati proprio voi, andando a vincere in casa della Real Sociedad, che era la squadra in testa alla Liga in quel momento, a suonare la riscossa che poi è stata proseguita dalla Juventus andando a vincere a Barcellona nell'ultima giornata del gruppo, quindi insomma questo penso che possa essere una cosa che vi dà fiducia per domani sera. Però credimi che è sempre difficile giocare con le squadre, è impegnativo giocare con le squadre spagnole. Dopo noi giochiamo con una squadra totalmente diversa dalla Società, totalmente una squadra questa atipica, una squadra che come Ciappalla va subito in verticale, partono 4-5 giocatori sistematicamente ed è complicato, perché se vedi la Liga è un campionato molto molto difficile, quando
sto là a guardare, mi rendo conto che giocare con le squadre spagnole non è mai facile, perché ti sorprendono sempre. E questa squadra qua, ma già l'avevo vista 2 mesi fa, devo dire che è una squadra che fa delle robe non da calcio spagnolo, ma delle robe che si avvicinano a un misto fra calcio spagnolo, un misto calcio italiano, un misto calcio inglese, perché veramente come hanno palla fanno grande verticale. Gattuso, nel salutarla, come sta Insigne e cosa si aspetta domani da Osimhen? Osimhen mi aspetto che migliora la sua condizione fisica, mi aspetto che ritorna a toccare le sue velocità, che vuol dire 33-34 all'ora, che comincia ad andare, ma ci sta il fatto che non lo sta facendo, 94 giorni non sono pochi, ha avuto il Covid, è stato a casa e ha perso sicuramente lo smalto che ci può stare, ma voglio vedere l'Osimhen che attacca con continuità sempre le difese avversarie con continuità. Adesso lo sta facendo ma non con continuità, ma ci sta e mi aspetto un miglioramento su questo. Insigne è una roba che Insigne è uscito perché era stanco, ha preso una botta a polpaccio e ho sentito, infortunato non infortunato, ha preso una botta a polpaccio e non è a disposizione e vediamo se domani farlo giocare.